Sono il professor Carlo Tasso, insieme al professor Salvatore Amaduzzi dirigo l'officina ICT dedicata alle Information and Communication Technology nell'ambito del progetto dell'Università di Udine Cantiere Friuli. L'obiettivo della nostra officina è quello di trasmettere, direi soprattutto, un messaggio prima di tutto culturale, oltre che delle proposte progettuali al territorio che ci ospita, relativamente a degli utilizzi nuovi dell'informatica. L'informatica ormai pervade la nostra vita, ci aiuta in tantissime attività, sia nella vita personale, sociale che nel mondo lavorativo. Però l'informatica a cui siamo più abituati è quella che è relativa ai processi, diciamo, operativi, esecutivi, ci aiuta a fare l'e-commerce, ci aiuta ad accedere alla nostra banca, ci aiuta ad automatizzare i processi nell'ambito delle procedure delle organizzazioni dove noi lavoriamo. E certamente questa operatività informatizzata ci ha dato dei grandissimi, da tanti punti di vista, benefici e impatta molto positivamente nello svolgimento di molte attività. Però quello che noi con la nostra officina ci siamo prefissi è dare, diciamo, un messaggio che va oltre a questo livello operativo dell'utilizzo dell'informatica. In particolare nel quaderno che raccoglie le attività della nostra officina svolte nell'arco degli ultimi 2 anni e mezzo, presentiamo diversi risultati e diverse attività che abbiamo svolto nell'ottica di questo salto di qualità nell'utilizzo dell'informatica. Guardare all'informatica non come mezzo di automazione delle attività operative, ma come mezzo che proprio grazie all'automazione delle attività operative riesce a raccogliere dati, a osservare i comportamenti, a osservare le situazioni che si svolgono a livello operativo per sintetizzare della nuova conoscenza utile ai decisori che governano il territorio, che governano i vari processi che vengono svolti nel territorio, perché la nostra ottica è quella del diciamo indirizzare come nostro destinatario proprio il manager delle amministrazioni pubbliche che gestiscono il territorio, dove per territorio intendo il piccolo comune, ma anche l'unione territoriale, la provincia e la regione. In particolare quello che abbiamo fatto è stato a un livello di governance di una area piuttosto vasta del territorio, è stato quello di andare nella UTI delle Valli e Dolomiti Friulane e in qualche modo proporre, studiando il loro assetto amministrativo e le loro strategie, abbiamo proposto un metodo innovativo che ha contenuti interessanti sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista anche informatico, ovvero sia una balance scorecard per la gestione del territorio dell'UTI. Si tratta di strumenti che fanno parte di un intero capitolo dell'utilizzo dei sistemi informativi per la gestione territoriale, ovvero sia il capitolo della misurazione della performance del territorio, e noi abbiamo in qualche modo sviluppato anche con elementi innovativi una balance scorecard per il territorio delle Valli e Dolomiti Friulane. Abbiamo pensato anche ai nostri studenti, in quanto i nostri studenti in molti corsi studiano queste metodologie, per cui il nostro quaderno ha una intera prima parte che costituisce un manuale rivolto a loro per insegnargli questi metodi, oltre che fargli vedere concretamente cosa è stato fatto all'UTI delle Valli e Dolomiti Friulane. Ma non sono solo queste, non solo questa l'attività esaurisce il nostro lavoro, perché abbiamo anche provato a sperimentare, questo soprattutto nell'ambito del comune di Udine, una serie di nuove tecniche per coinvolgere e per supportare i decisori e per coinvolgere anche gli stakeholder.
ovvero sia abbiamo organizzato insieme al Comune di Udine un hackathon per dare voce agli studenti con proposte progettuali relative alla Udine vista come città, alla città di Udine vista come città universitaria, ma abbiamo anche sperimentato l'utilizzo di sensori di traffico, sensori di parametri di qualità dell'aria per andare a costruire in collaborazione tra il laboratorio che dirigo io di intelligenza artificiale, il laboratorio che dirige il professor Amaduzzi, cioè il laboratorio di geomatica, andare a costruire con le nuove tecniche dell'intelligenza artificiale e del machine learning dei modelli predittivi, per esempio sull'andamento dei parametri di inquinanti all'interno della città di Udine con tecniche appunto informatiche innovative. La speranza è che questo quaderno sia effettivamente un mezzo di trasferimento culturale verso i decisori dei nostri territori, perché ritengo che le nostre proposte progettuali potranno essere colte solo se prima di tutto c'è, diciamo, un coinvolgimento a livello culturale, una comprensione di queste nuove possibilità che l'informatica ci dà, e noi come officina ci impegniamo a continuare questo lavoro di informazione e formazione culturale, ma anche di progettualità per migliorare il territorio che ospita la nostra università.